Grazie per essere con noi anche questo martedì, perché solitamente andiamo da lunedì, un pochettino strano, no? Però ieri si è giocato il posticipo tra il Catania ed il Crotone ed il Foggia, non è stata però una gran bella partita, anche, soprattutto nel risultato, dobbiamo anche ammetterlo. Accanto a me ho Angelo Patanè, come sempre. Buonasera a Un tutti. attimo, adesso, un momento, stai oggi calmo. non è una bella giornata per Non lui, è una bella anche giornata. se uno in gamba, uno bravo. Grazie ad Alessandro Vagliesini che è con noi. Buonasera. E devo Vittima salutare... di turno? No, Vittima, perché no, vittima di turno? no, nel È un senso- piacere averlo con noi. Antonio Mazzotta, grazie Buonasera, Antonio. per questa tua presenza in un momento chiaramente non facile, perché ammettiamolo, la sconfitta di ieri è una sconfitta che brucia forse più molto diciamo, rispetto anche alla partita con il Crotone. Ma Però Antonio ha le spalle larghe. Molto Giusta larghe. La scelta della società di mandare... No, lo dico. Poi taccio per sempre. No. Però giusta la scelta della società di mandare un atleta come lui, alle spalle larghe, all'esperienza, anche la capacità da siciliano, seppur dall'altra sponda, di poter comprendere quello che sta accadendo a Catania e sulla scorta anche, diciamo, del curriculum professionale mi sembra una scelta adeguata, quindi preparati. Allora, grazie all'ufficio comunicazione, all'ufficio stampa del Catania che ci ha fornito stasera Antonio Mazzotta, ci ha permesso di averti qui con noi. Alessandro, prima di iniziare so che Patanè deve fare una premessa. No, io faccio una premessa. Però a Patanè, noi abbiamo, guarda, da questo momento in poi non ho l'orario ufficiale, me l'hanno tolto, ma avremo un'ora e 12 minuti. Capisco che è Mazzotta vicino, un attimo, però abbiamo un attimo. Prima della premessa. Prima della premessa, no, perché siccome sapevo che la tua premessa era molto breve, esatto, no, assolutamente no. Sarei andato dopo da lei, però ho capito che è un po' lunga la storia. Allora, buonasera Naomi. Buonasera Angelo, buonasera a tutto lo studio e agli amici a casa. No, perché Patanè mi ha promesso di fare una cosa molto short. No. Allora, tu gestisci la puntata come vuoi. Però tu per quanto tempo parlerai? Ho bisogno di 3 minuti. 3 minuti che siano 3 minuti. 3 minuti. No, perché altrimenti dall'altra parte c'è Roberto Stramondo che mi dice subito sta mandando la sigla di chiusura in coda al tuo intervento, perché avremmo esaurito già tutto il tempo della trasmissione. Prima dei 3 minuti, sì. In questo studio abbiamo una dottoressa in più, no? E quindi... Ma tu perché? Cioè, ci arriviamo per gradi nelle cose, già subito tutto? No, vabbè, ormai hai svelato, facciamolo, dai, c'è una dottoressa in più. Sei il conduttore ed è giusto che lo faccia. No, allora sveliamo, dai, facciamo, dai. Bene, poco prima... Facciamo le nostre congratulazioni, le nostre felicitazioni. Che dici? E facciamo, dai. Esatto. Allora, alla neo dottoressa che si è oggi, diciamo, fregiata, no? Di questo titolo con il massimo dei voti. Esatto. Con la lode. Chiamatemi dottoressa. Con la lode. Allora, la risalutiamo. Esattamente, il rosso. E poi è in tema stasera, il rosso non è un caso, il problema è che il rosso-nero sono i colori del Foggia. Lei non ci ha fatto caso a questa cosa, quindi ti prego, adesso Naomi, vai di là, cambiati e metti subito qualcos'altro. Vabbè, tanto congratulazioni davvero. Auguri. No, Angelo, adesso vediamo questa premessa, questo preambolo. No, non è una premessa. Che cos'è? Ne approfitto anche perché, diciamo, c'è un protagonista in campo di quella che è stata la partita di ieri. E reputo che per la gente che ci ascolta, per evitare, diciamo, gli slogan, perché poi gli slogan sono quelli che non servono a niente, servono soltanto a fomentare gli animi. Meraviglioso, guarda. Quello che mi sta dicendo la regia è qualcosa di meraviglioso. Cioè? Quello che tu stai dicendo non si sta sentendo. Che meraviglia. Quindi nessuno ti sta ascoltando. Che meraviglia. Quindi siamo tranquilli. Vediamoci gli highlights. Dai. Ci vediamo la copertina della trasmissione. Dai, facciamo così. Vedi, E ne riparliamo. le cose Il buon Dio esiste. non accadono per caso. Ora vi devo ripassare tutto da capo. Vediamoci la Dopo gli copertina, dai, highlights. rivediamo la partita.
More Than This era il tema musicale che ha accompagnato. Non è un caso, Non è un caso, grazie, dobbiamo dire sempre al nostro, nel caso specifico, Ottavio Longo, che ha Brian scelto Ferry? questa canzone. Sì, la canzone diciamo di un po' di tempo fa, More Than This. È giusta questa interpretazione che abbiamo dato, grazie anche al nostro montaggio? Sì, sì, sì. Alla fine di questa partita? Alla fine di questa partita, rivedendo le immagini, ancora fa male, dai, perdere così, perché secondo me avevamo interpretato la partita in maniera giusta, però diciamo che in maniera giusta non basta, bisogna mettere qualcosa in più, perché da 2 partite abbiamo perso 2 partite in casa, che in casa deve essere la nostra certezza, in casa fa male per questo, fa male perdere davanti ai nostri tifosi e purtroppo è andata così in queste 2 partite, giocando bene però non è bastato e vorrà dire che dobbiamo mettere qualcosina in più. Antonio, tu sei un palermitano di nascita, quindi conosci bene la reattività di una tifoseria importante come quella di Catania, come quella della città dalla quale ovviamente provieni. Cosa ti senti di dire alla fine di questo breve circuito che vi ha portato però ad avere 2 sconfitte in casa, una vittoria e un pareggio? A chi ti sente? Perché tu sei stato tifoso, poi sei stato giocatore, poi sei stato in nazionale, insomma hai una carriera importante, hai fatto tutte le categorie del calcio e conosci questa terra. Sì, sì, me l'aspettavo che i tifosi, è normale, perdi 2 partite in casa, ci sta che i tifosi non siano contenti. Noi sappiamo che specialmente in casa dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo mettere qualcosina in più per portarci dietro i tifosi, perché i tifosi durante la partita ci spingono tutti e 90 minuti, poi ci sta che a fine partita non siano contenti e te lo facciano capire. Però io gli posso dire che questa squadra secondo me può fare bene, siamo un grande gruppo, possiamo migliorare, abbiamo ampi margini di miglioramento perché lavoriamo insieme da qualche mese, ancora ci sono giocatori che sono arrivati praticamente che non sono in condizione e secondo me io sono abbastanza fiducioso. Gente che è stata presa dal Catania per assecondare il credo calcistico di Tabiani, calcio offensivo, un calcio aggressivo. Andiamo a vedere insomma, i dati di queste prime 4 giornate, ci accorgiamo che il Catania ha realizzato 2 gol in un'unica partita e in 2 ripartenze. Cioè il contrario di quello che dovrebbe essere lo sviluppo di una manovra con pressing alto, recupero palla, sviluppo dell'azione e finalizzazione. È un caso? C'è qualche errore progettuale o è un discorso solo di condizione atletica perché magari siete arrivati a spezzoni e si fa fatica magari a portare tutti allo stesso livello di condizione? Secondo me i 2 gol è un caso, perché in queste 2 partite, specialmente in casa, non so quanto abbiamo creato, quanto palla abbiamo preso, può essere un caso. Noi dobbiamo stare sereni, prima o poi per adesso ci sta girando un po' così, un po' male, però sappiamo che non possiamo dare la colpa solo alla sorte, sappiamo che ci dobbiamo mettere qualcosa in più. Poi ci sono dei nostri compagni, sì, siamo arrivati un po' a scaglioni, però non deve essere una scusa, noi non dobbiamo trovare alibi, non dobbiamo trovare niente, dobbiamo già avere la testa a Caserta e cercare di recuperare i punti che abbiamo perso in casa. Ma vincere il campione di Serie C si sposa con un progetto tattico così ambizioso e soprattutto lo si può sviluppare in così poco tempo da non perdere contatto con la vetta che già è distante abbastanza? Sì, secondo me sì, dobbiamo stare solo sereni, noi dobbiamo sposare il credo del mister, dove in queste partite penso che il bel gioco si sia visto, tranne a Monopoli che è un po' per il campo, un po' per l'aria che si respirava in quello stadio, però noi siamo contenti, applichiamo in campo quello che il mister ci chiede e siamo sicuri che, come dici tu, non abbiamo tanto tempo, perché siamo tanti giocatori nuovi, idee di gioco che non sono semplici da poter mettere in campo, però penso che in queste, specialmente le 2 partite in casa, l'abbiamo messa. E ci fa male perché abbiamo perso davanti ai nostri tifosi, solo questo.
L'ultima prima della pubblicità. In momenti di difficoltà della partita ogni squadra riconosce dei leader a cui fa riferimento perché insomma si sente protetta dai giocatori che hanno magari un più tasso di esperienza, qualitativo, carisma. In questo Catania, ma la mia sensazione sicuramente sarà sbagliata, ancora non riconosco dei leader in campo in quei momenti di difficoltà. Sei d'accordo con questa valutazione o è qualcosa che si può migliorare andando avanti? Sicuramente si può migliorare andando avanti, però ti posso dire che ce ne sono leader in campo, te lo posso assicurare, perché se tu vedi specialmente negli ultimi 20 minuti dopo il gol ricercavamo tanto i nostri esterni, i nostri attaccanti, perché abbiamo tanta fiducia in loro, specialmente in Mino, Chirico, che è uno che ti salta all'uomo, ti mette le palle, quindi secondo me ci sono tanti leader in campo, sia in difesa che a centrocampo che in attacco, dobbiamo solo stare sereni, sappiamo che non possiamo perdere tanto contatto con le prime perché poi è dura, però siamo fiduciosi, siamo positivi. Nello spogliatoio sappiamo che specialmente in casa dobbiamo cambiare marcia e dobbiamo cercare di non perdere altre partite. Siamo abbastanza positivi su questo. E anche fuori, eh? Non si sente, un attimo, tranquillo, non parlare. Fuori ne abbiamo giocato un po' per questo. Lo so, per questo. e dico neanche fuori. Ditemi magari quando torna Patanè, dite. Ah, può andare. Ah, sei tornato. No, Improvvisamente sei tornato. Perché dobbiamo andare in pubblicità? Perché dobbiamo andare in pubblicità. Prima però una pillola con Naomi e con i nostri telespettatori. Scrivono: buonasera, bel gioco, belle verticalizzazioni. Nel frattempo clicco perché dovrebbe comparire il messaggio, però non compare. Questa sera è una serata Stasera particolare. una serata particolare. Oh, adesso ce l'abbiamo. Scrivono: buonasera, bel gioco, belle verticalizzazioni, ma non serve a nulla. Si gira a vuoto. Siamo in Serie C dove serve grinta e concretezza. Erminio scrive questo. Ancora, il Catania ha bisogno di tempo per amalgamare e di due attaccanti forti da affiancare a Di Carmine. E poi si volerà. Saluti, Renato. Scrivono ancora: buonasera, questa è una squadra buona per il girone A. Questo potrebbe essere una versione dei fatti, effettivamente. Ancora, buonasera a tutti. Abbiamo capito che abbiamo... naviganti. Come? No, ascoltami, questo, quello che ci hanno scritto è una parte di scia catanese tramutata in saggezza e soprattutto in pizzini che invece vengono veicolati attraverso le forme di comunicazione. È proprio un messaggio ai naviganti. È un messaggio Bravo. ai naviganti. No, l'ultimo messaggio e poi pubblicità. Buonasera a tutti. Abbiamo capito che abbiamo tanto possesso palla, ma prima o poi tireremo in porta. Vai Paolo. Ci Benissimo, vediamo. diciamo che stasera abbiamo inquadrato già qual è il Ragazzo. clima, qual è che Però poi dopo farai la tua Devo premessa. pure dire. Oggi il che mister nello spogliatoio ci ha dato delle statistiche, le 2 partite in casa abbiamo tirato 45 volte. Bene. Se, E allora- non lo so se... 45 volte? Non lo so, così ci ha Parleremo di detto. Trebbiani nel prossimo collegamento. Va bene, ci fermiamo. Tenetelo. Beh, parla anche quando c'è la pubblicità, non c'è niente a che fare. Allora, va bene, finalmente No, ma io- ti puoi sfogare. Facci questo con questi no, tre non minuti. Non Guarda, devo fare nessun monologo, devo soltanto rispondere televisivamente a centinaia di persone che mi hanno incontrato, con le quali abbiamo scambiato opinioni ed altro, per tentare di inquadrare quello che è il momento storico del Catania. Stiamo cronometrando. Sì, il momento storico del Catania, partendo dalla presidenza, perché da lì poi ne discende tutto un discorso, un ragionamento a catena, che è anche quello che faceva prima Alessandro e quello che giustamente ci diceva Antonio. Abbiamo la fortuna di avere un presidente e a Catania abbiamo riconosciuto quanta difficoltà abbiamo avuto prima di avere questo miracolo, di avere un presidente che crede in un progetto, che crede in una città e che crede anche in una squadra di calcio. Normale che un presidente moderno non può fare a meno di una contabilità, di un budget. Dimentichiamoci i presidenti che vengono dall'Australia o dalla Papuasia e sono pronti ad investire centinaia di milioni di euro per il piacere di fare divertire il popolo catanese. Si fa business, si fa un business ragionato e si crea un budget e sulla scorta di questo poi si ramificano anche le esperienze imprenditoriali dello stesso gruppo dirigenziale. Giusto così, normale così, è così che si fa nel calcio moderno. Il budget del Catania
è stato quindi un budget costruito inizialmente per questo campionato e all'interno del quale hanno dovuto lavorare i vari Grella e tutti gli addetti ai lavori del Catania Calcio. Ed è normale che per contenere i costi degli ingaggi di tanti giocatori, qui ne abbiamo uno presente ma è soltanto un esempio che ti faccio, hanno dovuto attendere le parti finali del calciomercato proprio perché al momento in cui si alzava il telefono e si diceva siamo il Catania, c'era lo zio d'Australia e i prezzi lievitavano in maniera verticale. Questo è il motivo per cui sono arrivati a scaglioni fino alla fine del calciomercato buona parte dei giocatori che hanno composto quell'ossatura che era quella immaginata da Tabiani e immaginata dalla dirigenza del Catania, ma per ragioni ovviamente di continenza e di budget. E pertanto ha ragione Tabiani, ha ragione Antonio nel dire probabilmente in questo momento la squadra ha bisogno di una struttura che viaggi tutta alla stessa velocità e tutti i giocatori non viaggiano alla stessa velocità. Questo è, diciamo, il piatto della bilancia che pende a favore del tecnico del Catania e della squadra rossa-azzurra. Cosa pende a sfavore? Il fatto che si è persi 2 partite in casa, il fatto che al netto delle traverse o dei tiri in porta, francamente è una squadra che può entusiasmare sul piano del gioco, ma segna col contagocce. È vero che hai perso col Foggia ed è, lo sto per concludere, è altrettanto vero che la formazione di ieri rasenta alla lettura iniziale la sorpresa. Uso un eufemismo, perché per quanto mi riguarda, non faccio l'allenatore, ma è una formazione che avrei visto probabilmente 5 giorni prima, in una trasferta, se devi operare un turnover. Francamente, lo abbiamo detto all'inizio della partita e non col senno del poi, ha destato molta perplessità vedere Bocic, Sarao e Chiricò nel tridente offensivo iniziale in casa contro il Foggia con 15.000 persone. Mi è parso strano avere rivoluzionato l'impianto difensivo dove Silvestri e altri giocatori potevano probabilmente dare il cambio se Silvestri non si fosse sentito nella situazione di poter giocare, c'era Lorenzini e quindi, e ho concluso, Sì. la comunicazione finale di Luca Tabiani che era contento e felice della prestazione e non è la prima volta che dice una cosa del genere a cospetto di sconfitte, non può che fare irretire, e uso un eufemismo, il pubblico di Catania, ma il pubblico di qualunque città o nazione che viva di calcio, di Gianni Mei e di Simeone, di Simonelli, 2 filosofi del calcio che abbiamo avuto a Catania. Ne abbiamo avuto già esperienze, non abbiamo bisogno di un altro filosofo del calcio. Spegnete Patanè, la chiosa la casa. La chiosa proprio in pillola Sì. la faccio io. Sì. Scusami. Prego. Il difetto di comunicazione con cui hai chiuso il tuo ragionamento di Luca Tabiani ha un padre, diciamo, più ingombrante, che il difetto di comunicazione con cui la società ha gestito il momento successivo alla promozione dalla D alla C. 19 marzo a Caltanissetta era una condizione ottimale per programmare tutto in maniera tempestiva e arrivare all'appuntamento dell'inizio del campionato con tutti gli argomenti al loro posto. Evidentemente tra le aspettative che ci aveva generato l'anno scorso e poi quella che è stata la reale disponibilità del budget messo a disposizione della dirigenza, c'è stato qualche cortocircuito che si è riverberato poi su questo tipo di politica che tu hai giustamente evidenziato, ma che è andata a discapito della programmazione e della prontezza dell'organico già a inizio campionato. Se dobbiamo dirla. Allora, i nostri ragionamenti in questo momento chiaramente Antonio dice ma io Era il mio. Che qui, c'entri? io sono non qui, c'entri. io sono Non qui per c'entri. parlare di No, calcio, di la calcio. partita di ieri, le Non partite che c'entri. verranno, però da casa c'è qualcuno, magari Naomi fra un po' ci arriverà a questo No, messaggio. perché dico, io ho grande fiducia nei confronti Patanè. di chi lavora e Tabiani è un gran lavoratore, è una persona Patanè. comunque che si applica sul campo, però ogni tanto potrebbe arrabbiarsi anche lui, piuttosto che essere Allora, contento. io voglio dire invece ad Antonio una cosa, la sensazione che si ha
vedendo la squadra giocare sul campo, è che questa sia una squadra che da un punto di vista nervoso, ripeto, da un punto di vista nervoso non riesce a mettere in campo la giusta aggressività, attenzione, agonistica, perché quando si sta in campo bisogna aggredire gli avversari. Qualcuno da casa ci parla di fioretto, che voi utilizzate il fioretto per sfidare gli avversari. Il campionato di Serie C, tu lo conosci molto bene, è un campionato che va giocato con diciamo corpo a corpo. Sì. Ecco, probabilmente questo è quello che sta mancando, cioè la reazione nervosa anche dopo i gol subiti. Non c'è quell'impeto. Sì, ce lo siamo detti pure nello spogliatoio con Peppe. A fine partita mi sono confrontato con lui e ho detto: Peppe, tu che l'hai vista dall'alto, cose che lui giustamente mi ha detto. Peppe Rizzo. Sì. Sì. Quello che dicevo, dobbiamo dare qualcosina in più, è quello. Dobbiamo mettere più cattiveria agonistica. E infatti lui dall'alto l'ha notato pure, ci siamo confrontati perché a fine partita ci siamo parlati un po' nello spogliatoio e secondo me è vero, sì, dobbiamo alzare un po' il livello agonistico, perché vuol dire che sì, tu giochi, creiamo, però se non metti quella cattiveria agonistica, specialmente in C che in B dappertutto fai fatica, anche in Serie D, in tutte le categorie. Quindi già lo sappiamo e su questo ci dobbiamo lavorare tanto. Vorrei sentire Naomi per avere un contatto con chi ci segue da casa. Io voglio leggere un messaggio che va un po' controcorrente. Scrivono: si è sicuri di questo allenatore, la squadra è la più forte del girone. E adesso facciamo i seri. Serve più incisività davanti e qualche trama diversa dal solito cross di Chiricò. Il gioco non dispiace, serve dare fiducia a tutti. Poi ancora, dica chiaramente alla società che si è fatta una squadra per il prossimo anno e che per questo si fa sperimentazioni. Giuseppe da Gravina. Poi c'è un incoraggiamento per Gagliano. Gagliano, coraggio, non ti preoccupare, non credo ti finisca come amicale, che commattere il Cuppa Danè, da Peppe Catanista. Lo stesso Peppe Catanista scrive: complimenti alla neo dottoressa, grazie, ma Cuti ci porta a Conner e Naomi, custi pazzi, da Peppe Catanista. La risposta è che probabilmente lo sono anch'io, altrimenti non sarei qua. Buonasera a tutti, una domanda a Mazzotta. Ma non è che essendo superiori tecnicamente agli avversari andate di fioretto, che l'abbiamo già in qualche modo annunciata tramite le parole di Angelo, magari forse è meglio uscire la sciabola? Grazie. Tabbiani, secondo me, dimostra di non essere all'altezza di allenare questa squadra. Poche idee, giocatori stanchi e senza voglia. Sempre e comunque forza Catania. L'ultimo. Buonasera, la società aveva promesso l'attaccante da 20 gol. Dov'è? Beh, in teoria lo è di Carmine, ma ancora lo abbiamo visto a mezzo servizio e quindi dobbiamo aspettarlo. Anche lui è arrivato un po' tardi, anche lui si deve mettere al passo. Il ragionamento di prima. E quindi il discorso è sempre quello. Cioè, Alessandro, se il ragionamento di prima è frutto invece per l'appunto di una politica basata sul contenimento di un budget all'interno del quale... Ma chi ce l'ha detto, Angelo? Non lo ha detto nessuno. Questo è il punto. E questo è il difetto di comunicazione su cui io punto l'attimo l'indice. Perché se avessimo saputo per grandi linee, non è che volevamo i numeri Io reputo in dettaglio, che di Carmine, per esempio. Perdonami, l'anno Sì. scorso, quando si è insediato Pellegrini, ci è stato detto che, insomma, ma ce l'ha detto anche l'amministrazione chiaro. comunale, che era un business plan importantissimo, Lascia con passare proiezione. libera per tutti. Perfetto. In Serie D è stato così, perché hanno messo su una squadra fuori categoria, il campo lo ha dimostrato, pur con tutte le difficoltà di aver dovuto allestire quella squadra veramente in fretta e in furia, però ha dato un senso di grandezza, no? Il comportamento della proprietà e della dirigenza. Al netto di quello che è stato, ripeto, il largo anticipo e la vittoria del campionato, all'inizio di questa stagione c'è un passaggio che non è chiaro come le premesse che ci avevano dette. D'accordo? Tutto qua. A livello di comunicazione, poi ovviamente Pellegrini è libero di stabilire il budget nella misura che ritiene più opportuna.
ed è D'accordissimo, questo, però è il ring. stride con la comunicazione dell'anno scorso. Ma la comunicazione dell'anno scorso è una comunicazione legata a quel campionato. No, Il campionato, quando è stato proclamato, insomma, la vittoria del Probabilmente era frutto anche del fatto che si era si era vinto un campionato e quindi c'era l'euforia, la voglia di magari di continuare, poi magari bisogna fare i conti con quella che è la realtà. Io magari Perché mi sbaglio, bisogna ma sempre basta fare i andare a conti vedere i con la numeri realtà. degli altri anni, le squadre che hanno vinto il campionato di Serie C, parlo del girone C, ma hanno avuto budget non inferiore ai 7 milioni di euro, 6-7 milioni di euro, di questi numeri parliamo. Quindi è ovvio che se tu già nella proiezione valuti il passaggio dalla C alla B nel modo più repentino possibile, sai a quali numeri devi andare incontro per affrontare questo campionato con determinati Alessandro, argomenti finanziari. Parliamo un po' di calcio giocato. Ma questo non lo dico io. Poi magari ci torniamo su Ci questi torniamo. discorsi. Ok. Ci torniamo. Ci torniamo. Parliamo un po' di calcio giocato e vediamo un po' di episodi di ieri. Facciamo un po' di moviola. Sì. Alessandro. Sì. Il primo degli episodi che abbiamo selezionato è l'intervento in area di rigore su Sarao. Eccolo questo- qui. Questa è una delle azioni, diciamo, del primo tempo del Catania. io non l'ho rivisto. Sensazione. Al di là del fatto che l'arbitro di ieri era più che indisponente, ma Sì. non è stata la causa della sconfitta del Catania, diciamolo subito. Però insomma qui secondo me tocca palla e gamba Nobili. Dai, lo sto rivedendo, francamente non mi pare così calcio di rigore. Puoi non darlo. Non darlo. Boh. Insomma, questa è la sensazione che hai tu. io Dal ho avuto- campo ho avuto la sensazione che invece fosse calcio di rigore. Manu prendesse la palla e il portiere gli cascasse Anche io, addosso. dalla tribuna, la sensazione che ho Magari visto da qui si era vede un calcio po' di così, rigore. però dal campo Guarda, sembrava se ci fermiamo un rigore attimo, netto. sono in due, portiere che in vantaggio Sì. sull'attaccante perché ha Anche già se credo prima- che il pallone poi lo tocchi alla fine Sarao, perché sì, non sì, può il esatto. portiere E con quindi- quell'intervento spingere il pallone in quel quindi modo. che così? Sì, No, lo no, tocco penso portiere. Sarao, io ero il... a me sembrava dopo. E rigore. quindi Qua. diciamo che il portiere, siccome cagiona un danno all'avversario, in linea teorica in area di arriva sul rigore pallone anche col portiere probabilmente. Poi non lo so. Tanto il calcio di rigore, come diceva c'è stato uno proprio. più bravo di tutti, Esattamente. Finché cioè, arbitro non finché fischia. arbitro non l'ha fischiato, fischia, quindi non è calcio siamo di tutti rigore. d'accordo che non era rigore Anche in perché questo l'arbitro caso non l'ha capito, se fischiato. ci fosse stato il VAR, perché ormai ci poniamo sempre questa nell'ottica Anche noi nello è giusto, spogliatoio. se ci fosse stato il VAR, perché Ne fischiava è normale. 2-3 ieri. Lì probabilmente l'arbitro avrebbe riguardato con maggiore attenzione, però in tempo reale probabilmente il contatto sbagliato prima al portiere che perde il pallone, comunque si tuffa verso il pallone, arriva Sarao, probabilmente non se n'è sentita di dare il calcio di rigore, probabilmente non era così eclatante. A proposito, come sta Sarao che ha avuto ieri un problema alla spalla verso la fine del Sì, primo ma ha tempo? detto che oggi doveva fare la risonanza, però non l'ho sentito. Andava Potrebbe in essere serata. una lussazione, qualcosa. No, non lo so, non ti saprei dire. No. Vedremo cosa ne verrà fuori. Il secondo episodio che testimonia però quando effettivamente poi questa squadra sia un po', diciamo, accompagnata non dalla fortuna. In questo momento c'è un gatto nero. Tutto possiamo sulla- dire però che questa squadra sulla sia spalla. fortunata e non è vero. Vediamo l'episodio e vediamo la traversa colpita da Chirico. Quarto Legno che prende il Catania in 3 partite in casa, gesto atletico che rimane una delle cose migliori del, diciamo, concerto stonato che abbiamo E sentito. Nobili non la tocca? Sembrava magari No, che non la avesse toccava. Invece dice che forse l'ha toccata, No, sai. è qui. Ma guarda, stiamo l'immagine è rivedendo. molto Anch'io chiara, se ci pensavo, torniamo- invece, vedendolo Lui mi ora, aveva detto di sì, Mino, nello E invece spogliatoio. guarda, sembra distante il pallone Adesso- dalle mani del portiere. Adesso la rivediamo magari con una maggiore Attenzione. attenzione, ma non solo, ecco qui l'abbiamo avvicinata, il portiere no, non la non la tocca e quindi praticamente io, C'è solo sfortuna, non Solo c'è, sfortuna. non c'è merito del La- portiere di aver La in sfiga. qualche modo la sfiga ci vede benissimo, alterato la traiettoria. diciamo anche questo, no? a compendio, la sfiga ci vede benissimo perché 99 su 100 volte quel pallone tirato in quel modo, con quell'effetto, sbatte sulla traversa, va dentro, no? Invece va fuori. È anche vero che non mi convince molto la teoria di Tabiani che tutte le traverse si trasformeranno in gol. No, mi sembra più la favoletta che la zucca che diventa la carrozza nella storia della principessa di Cenerentola. Intanto sono rimaste 4 zucche
al netto di 2 sconfitte in casa. Allora, rivediamo andiamo a vedere il prossimo episodio e qui incominciano le note dolenti perché abbiamo selezionato il primo gol del Foggia e cerchiamo di capire che cosa è successo in questa... Forse c'è un tocco di braccio sulla partenza dell'azione. Ma purtroppo noi non abbiamo l'immagine, non c'è Quando stata... Peralta riceve in posizione defilata sull'out di destra, ho la sensazione che abbia toccato col braccio destro. Quindi non abbiamo l'episodio, ma lo possiamo vedere dagli highlights. Magari chiedo alla regia di fare una cosa straordinaria perché sì, è stato montato ma non trasferito ai tecnici di regia. Chiedo scusa per questo inconveniente, magari dagli highlights ci arriviamo. Intanto vediamo il secondo gol del Foggia, Sì. per cercare di capire che cosa è successo, che tipo di cortocircuito difetto di c'è comunicazione. stato praticamente nel Anche in questo secondo... caso c'è un difetto di comunicazione, Esatto. ma in campo. Vai in nel campo, secondo gol vai del in Foggia, campo. adesso lo vediamo, eccolo qui a campo largo, poi lo vedremo meglio che cosa La succede. prendo io, la prendi tu, la prende Tonin, 2-0. E però là si poteva fare molto di più, no? Sì. Forse a un certo punto Curato la tocca Sì. con Sì, la la tocca gamba proprio. e mette fuori tempo Betters. Betters. Sì. È quello che determina Perché poi la tocca la quando- collisione. Quando Tonin lo supera, guarda, appena si vede superato, non si aspetta che il giocatore lo sorpassi a sinistra e a quel punto ha perso il tempo. Ha messo fuori tempo. Io reputo che Betters in quel caso non No, potesse non ha più, colpa. assolutamente. No, ho sentito pareri Che lui è pronto sulla responsabilità di Betters, in questo caso non mi sembra che ce ne siano, giocatore che è pronto a prendere, la difende Curato poi... Ma insomma, qui chiaro. c'è stato veramente... Forse sul primo sì, però. Sul primo gol l'altro. però sa. sul primo gol il montaggio che abbiamo Sul primo discorso, il primo gol l'altro ragionamento. non abbiamo In tutti i questo- 90 minuti, in volevo questo gol, sottolineare Alessandro no. della partita. Questo Sul no. primo sì. Scusate. Sul primo sì. Per me. Sul primo gol noi non abbiamo l'immagine perché non è stata montata. Negli Quindi- highlights? Sì, abbiamo l'immagine finale del gol. Solo il tiro. Possiamo guarda, allora ok. andiamo sugli highlights, lo chiedo alla regia velocemente, vediamo con calma. Antonio era proprio accanto a Peralta. Esatto, come Non per so dire, se anche lui ha facciamoci notato del male. Sembra nel momento della un movimento, ricezione sì. che... Sì, però non si evince dalle immagini questo tipo dico, lui di... era lì a 2 metri, quindi ci può raccontare Secondo quello che me, ha percepito sì. lui Un po' se l'ha toccata. col braccio. Beh. Braccio destro. Ma là Se l'è vedete- Di sistemato. queste situazioni quante ne Sì, capitano, sì, Antonio? tante. Dai, sinceramente. Tante. Non No, facciamo... non vogliamo dare la colpa No, all'arbitro. no, Noi- stiamo solo così facendo... Questo è il momento... No, questi sono Esatto. gli highlights del primo Questi sono gli tempo. highlights, però sono gli Adesso voglio highlights, adesso andare. ci arriviamo praticamente magari quando arriveremo al secondo tempo, ovviamente vedremo. Qui c'è stata una bella giocata, però il tentativo non è andato a buon esito, a buon fine, perché probabilmente forse questa palla andava appoggiata ad un compagno di squadra in area di rigore, anziché tanta buona volontà, però dobbiamo dire da parte di Bocic ieri No, ha anche corso. ha anche corso tanto, ha- Buono strappo ragazzo e poi secondo me anche degli scatti importanti. È normale che probabilmente insomma, non gli puoi affidare La croce. la croce, no, e soprattutto la partenza da titolare quando lì a fianco poi non hai il giocatore di riferimento offensivo principale del Catania. Cioè, queste sono le prove generali del gol del Foggia. In questa azione abbiamo visto Francamente, qualcosina. Dopo la traversa Antonio, di Chiricò che rivediamo, Mentre ti faccio rivedere le immagini, Antonio, posso dirti che comunque, francamente, no, al netto della sfiga della traversa, al netto dei 2 gol che avete subito, no, togliamo questi eccolo tre- qui il gol, guarda. già l'ha stoppata. Quindi sì, già non si vede. non si Alessandro, vede. arbitro distante 1000 miglia, guarda lì che non si accorge, non può accorgersi di granché, e questo è il gol, e lì probabilmente c'è l'errore di Betters, perché pallone che gli arriva sul suo palo, vero che filtra fra tante gambe, Però ha calciato benissimo. calciato benissimo. Sì, è un po' la conclusione calciato che ha bene. fatto Però il portiere Rocca la nel vede, primo la vede, tempo, la vede, no? Il portiere la perché- vede tutta, secondo me può fare di più. Però è libero di calciare a 2,5 metri. Una visuale Ah, perfetta il portiere. D'accordo, ma mettiamoci È bravo nell'ottica. lui, ma secondo me È bravo anche non è perché- imparabile. Scusami Alessandro, però qualcuno lì su quella, Certo, su quella vabbè, striscia su di questo campo siamo d'accordo. non può lasciare. È sembrato un po' lo sviluppo dell'azione del Crotone sul gol Perfetto. di Tribuzzi. Non gli può Proprio è partita da destra, poi gira. dal centro. Esatto. Hanno scaricato sull'out di destra e poi la giocata. Non può lasciare 3 metri di raggio, di sterzata
a un giocatore che ti arriva da dietro. Hai e notato nessuno va. un'analogia tra il gol del Crotone e questo, Sì. come sviluppo dell'azione? E in che cosa siete mancati voi? Là diciamo che cioè, se tu rivedi l'azione, lui l'aveva messa sulla mezzala, invece C'è la la palla deviazione. c'è la deviazione di Rocca e la mette proprio precisa per Facile. calciare, proprio, manda pure fuori tempo Ladi. Sì. Secondo me lì siamo mancati e potevamo fare fallo prima che arrivassero nella nostra area di rigore. Là dovevamo fare, sulla loro ripartenza dovevamo fare subito fallo, forse quello sì. Come è stato contro il Crotone, dove allora hanno fatto 14 passaggi prima di mettere Sì. il pallone in aria, condursi a Tribuzzi. Sì, su quello dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo capire il pericolo. Due l'abbiamo vista qui, anzi tre l'abbiamo vista, una l'ha giocata la partita di ieri, però ti rifaccio la domanda di prima. Togliamo gli episodi, togliamo i gol, togliamo la traversa. Io di queste azioni clamorose da gol vostre non ne ho contate. Ora, magari il tattico vi spiegherà o vi avrà spiegato negli spogliatoi domani o dopodomani che magari avete tirato 1 milione di volte in porta. Però io francamente queste azioni e insomma, gli impegni di Nobile ieri si sono ridotti a un intervento. Credo però 3 interventi complessivamente. Rocca ok. nel primo tempo, Rocca nel la parata sulla punizione di Chirico stiamo nel parlando di secondo gol. tempo. Esatto. E poi parata effettiva, c'è stata la respinta dove De Luca poi è andato in fuorigioco. Ale, Sì, due interventi. Sì. Con la porta Uno- libera. sì. Uno- Con la porta libera Perfetto. sulla respinta Uno- che uno- Mino- Era in fuorigioco. Era in fuorigioco. no. Sì, De Luca era in fuorigioco. sul cross, quando l'ha respinta il portiere, Ah, sì. Mino di destro Ah, a porta ok, libera. ok, sì, giusto. Ok, Giusto. tre. Una mia di testa che l'ho lisciata. Chiamiamo tre azioni da L'abbiamo avuto un po' di mettiamo occasioni. due azioni da rete, no? Due azioni da rete, traversa, azione da rete. Tiro del primo tempo di Rocca è un'azione, diciamo, da rete. Chiamiamola così. Sì, sì. Non è eclatante, ma lo è. Altre due mezze azioni importanti, ma alla fine per una squadra che deve fare un calcio offensivo, un calcio con due ali molto larghe che rimangono però clamorosamente larghe e ti portano tutti quei cross, non si accentra quasi mai nessuno. È una scelta di Dabbiani quella di mantenere comunque le due ali sempre molto larghe a filo dei due corridoi, non cercare probabilmente, poi Chirico lo fa perché è un esteta del calcio e anche uno che non lo riesce a domesticare facilmente, però la sensazione è che sia un calcio ipoteticamente molto bello e probabilmente poco efficace, o è la sensazione non che ho avuto io, che ha avuto poi la gente che ha visto la partita. Sì, sicuramente dobbiamo migliorare sul fronte offensivo e nella finalizzazione, perché lì negli ultimi 30 metri avversari ci arriviamo facilmente, poi Poi ci fermiamo là. ci dobbiamo mettere qualcosa del nostro, perché il mister ci dà le uscite, però quando arriviamo negli ultimi 30 metri dobbiamo determinare noi, ci dobbiamo mettere qualcosina in più, dobbiamo occupare l'area con più giocatori offensivi, su quello dobbiamo migliorare tantissimo, oggi ne abbiamo parlato e sicuramente in settimana ci lavoreremo, perché costruiamo, poi quando arrivi vicino all'area di rigore loro dobbiamo dare del nostro. perché il Alessandro mister prima ti ha rimette- parlato di leader, adesso per un attimo stemperiamo prima che poi Alessandro invece vada giù giustamente. Ma un palermitano, essere il vice capitano di questa squadra, no? Che è la squadra del Catania, che effetto ti fa? Dice capitano, io non lo sapevo. Scusami, così mi dicono. non Così, lo sapevo, ti così giuro. così usciva la distinta Ieri. no? No, no, sono Ieri era contento. curato il capitano e tu il vice. È il vice capitano. Non lo sapevo. Hai visto? Ti abbiamo dato la Poi in notizia. questa squadra Non ti siamo- emoziona, diventare rosso. Non se la prendono con te. No, Insomma, gli in amici questa che ci squadra seguono da siamo Palermo. tanti capitani, dai. Lo so. Tanti. Ci sono tanti leader. Per un palermitano io sono orgogliosissimo di giocare in questa piazza. Siamo in una piazza importantissima della regione dove sono nato e non vedo l'ora veramente di vedere queste piazze in Serie A, perché quello io sono cresciuto vedendo il Catania in Serie A, Palermo, Messina, ed era bellissimo a quei tempi. La Sicilia veramente portava 3 squadre in Serie A ed era Sono state bello, un paio di cresciuto stagioni. così. Possiamo dire, Antonio, che le due tifoserie, intendo quelle
siciliane più importanti, quelle di Catania e quelle di Palermo, rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa, anche loro sono maturate, sono cresciute. Sì, adesso sì, gli sfottò, è giusto che ci sia, tu vinci o tu perdi, è normale che il campanile si faccia sentire, ma fortunatamente avverto che comunque a livello anche di maturità delle nuove generazioni di tifosi, che giustamente a Palermo devo tifare Palermo e a Catania devo tifare Catania, non ci sono mezze misure che tengano, però approcciano al calcio anche con una maggiore competenza e con una maggiore intelligenza. Anche questo è un messaggio ai naviganti per chi probabilmente ancora non è chiaro insomma, il rapporto che c'è con un territorio che di calcio ne è affamato ma lo ha vissuto ad alte categorie. Sì, sì, è quello che dicevo. Eppure è bello, dai, vedere Certo, due squadre, giusto. due piazze così importanti fare dei derby in Serie A, non vediamo l'ora. Speriamo di arrivarci noi nel più breve tempo possibile, fare un bel derby che è da tanto che manca. Direi di andare da Naomi un Sì, attimo, poi perché magari- ci sono tante domande e poi dobbiamo fare la pubblicità Sì, per sì, forza. me le conservo. Sì. Sì, anche perché dare voce agli amici a casa significa un po' anche arricchire la prospettiva dalla quale si osserva la partita e in generale il calcio. Scrivono: il Mazzotta che ricordavo io spingeva di più e crossava dal fondo, mi sembra più bloccato. Solo motivi anagrafici, ti stanno dando del vecchio praticamente, o dettami del mister anche per la presenza ingombrante di un'ala come Marsura, che poi ieri era Bocic, Luigi. E fallo rispondere intanto. Facciamo rispondere, cioè. Sono pure le caratteristiche dei giocatori, magari a loro piace più giocarsi l'uno contro uno. Io gliela do una mano, ci vado sempre in sovrapposizione, quando me la danno mi faccio trovare pronto, però loro magari preferiscono più puntare, saltare l'uomo. Nomi. Di nuovo Naomi. Continuiamo. Il Catania gioca troppo in orizzontale, verticalizza poco. Loro si chiudevano idem contro il Crotone, per questo non trovano spazi per essere incisivi. Buonasera, se notate il Catania non sfrutta mai le azioni a rimorchio. Un saluto, Dario. Ancora una domanda a Mazzotti e agli altri ospiti studio. Se questo Catania è riuscito a battere il Picerno, vera rivelazione di questo campionato, come mai con le altre avversarie non arrivano i risultati? Perché non ha segnato. Molto semplice. Magari la cattiveria agonistica e la convinzione di essere il Catania? Si I domandano. gol fanno tutta la differenza del mondo, no? In quella partita che ne ha fatti 2 e nelle altre non ne ha fatto neanche uno, quindi la Il differenza giocare è del tutta calcio lì. è fatto per segnare. Vedi il Benevento ha vinto partite 1-0, 2-1, E così si piccoli campi. però è risalito. È risalito, certo. La grandezza di una squadra in questo campionato è la capacità di capitalizzare Al la massimo. produzione offensiva. Se Anche ce la giocando fai, sporco. vai lontanissimo. Chiudiamo un attimo con Naomi. Anche perché a tal proposito scrivono: un bel gioco, ma rischiamo troppo in difesa, passaggi continui dietro senza motivo. Non capisco perché i terzini, invece di spingere subito in avanti, giochino la palla sempre dietro, mettendo in pericolo la porta. Fa parte del gioco di Tabiani? Ma no, anzi, quello è un giro palla funzionale ad aprire le squadre avversarie. Correggimi se sbaglio, Antonio. Sì. Invece correggimi se sbaglio, No, no? correggimi. No. Perché Gagliano Ah, ti passa tutti i messaggi edulcorati. No, non è Io vero. vedo. Su C'è quello lì- non posso fare nulla. Allora, ci ho messo. Mi scuso con i telespettatori No, perché allora. tutti i messaggi un po' più tosti vengono giustamente. Assolutamente, guarda, ci No, sono messaggi di beh, tutti i generi perché lei non legge tutti i messaggi. Se tu guardassi Ah. il Ora la nostro, colpa è la mia, il nostro- lei si ma incazza non, buono, ma non questa puoi, è la leggerli, non puoi leggerli tutti perché tutti quei molti, messaggi un po' più cattivelli. molti vanno praticamente Sì. sul giro, Ma- sul serpentone. Angelo, è chiaro che chi ci Padane. scrive da casa non può offendere nessuno. No, È e chiaro, questo è e chiaro. infatti i messaggi con le offese, Le critiche però ci stanno voglio dire bene, anche stanno un'altra bene su cosa, di me, su Padanè. Gagliano, su chiunque. Padanè, Ma voglio le dire offese un'altra no. cosa, permettimi, i messaggi devono essere brevi, non possono essere un lenzuolo, perché chiaramente non possiamo leggere, quindi massimo un messaggio di 2-3 righe, così siamo a Scusami, posto. a me Ne ho uno, arriva se volete. Tinachiri, cioè scusami tanto, cioè può essere che insomma, arrivi soltanto a me. Va bene, ne No. ho uno. Ce n'è anche guarda, per te. se vuoi. Sì, cosa dice? Inutile girarci intorno. In 4 partite, 2 sconfitte, una vittoria ed un pareggio. I maccaroni che una panza. Vai Paolo. Benissimo. Ecco. Pubblicità, a dopo. A dopo.
Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, vediamo la classifica, perché ancora stasera non l'abbiamo vista, forse perché è troppo brutta e non la vogliamo vedere. Però eccola qui, questa classifica. Alessandro, la considerazione che viene fuori qual è? Che il Catania ha una partita in meno. Ci sono due big che erano partite male, che stanno risalendo la china, e sono Benevento e Avellino. Il Crotone che ancora non è né carne né pesce, e il Catania, vedete, insomma, molto attardato, pur con la partita di Brindisi ancora da recuperare, ma insomma già sono, vogliamo non considerare blasonate candidate per la vittoria latina Juve Stabia, ma sono 6 punti, vabbè, con una partita da recuperare dal Benevento e 3 dall'Avellino, quindi comunque non sono segnali incoraggianti. A maggior ragione se ampliamo la disamina alle stagioni in Serie C più recenti del Catania, i 3 punti in 4 partite della formazione allenata da Baldini, stagione 21-22, quella della cancellazione, costituiscono il minus, e questo di quest'anno è il secondo peggior punteggio di tutti i Catania di Serie C dal 2015-2016. Allora, vediamo adesso la situazione, visto la classifica. Allora, per completezza andiamo a vedere che cosa succede in questo campionato con la nostra rubrica 3-2-1 con Francesco Triolo dove purtroppo non ci siamo. No, però guarda, Triolo ci ha infilato anche il Catania. Però noi non ci siamo nel 3-2-1. Eravamo abituati a pensare di esserci ogni settimana. Vediamo. Il Catania sembra una start-up, una di quelle che fatica ad ingranare nonostante la bontà del prodotto. Al Catania serve di più in termini di gioco, concretezza, personalità. Che quello di quest'anno è un girone senza lepre, opinione diffusa, così come alcune squadre siano un gradino sopra le altre, insieme. Crotone, Benevento, Avellino, anche Catania e Foggia, tutte formazioni che stanno arrancando in questo avvio di stagione, a cominciare dall'Avellino che col cambio di allenatore ha dato però una sterzata decisa con 2 vittorie consecutive, l'ultima su un Monopoli mai facile da affrontare e con un punteggio largo ma costruito solo nella ripresa dopo aver faticato non poco nel primo tempo. Adesso la squadra di pazienza sarà messa alla prova del Messina, che in casa ha sfiorato il successo sulla Turris per poi perdere a Francavilla. Più continuo il Benevento, che ha centrato un successo dal peso specifico notevole a Brindisi, piazzandosi ad un punto dalla vetta, mentre il Crotone sembra che ancora debba scrollarsi di dosso le ruggini delle ambizioni dello scorso campionato, e la prossima gara col Benevento potrà dire molto. Ogni anno c'è una sorpresa, ma in quest'avvio ne contiamo almeno 4, tutte in vetta. Latina e Juve Stabia, le 2 battistrada, non hanno perso una gara vincendo entrambe contro il fratello più scarso dell'Avellino. Da qui allo scontro diretto, in programma fino a ottobre, gli impegni saliranno di livello e si potrà capire chi delle 2 ha la forza per rimanere in alto. Dove sta mostrando i primi segni di cedimento la Turris, che pure aveva fatto vedere un bel gioco nelle prime giornate. Il pari di Messina in rimonta è stato un segnale, la sconfitta interna con il Picerno, il campanello d'allarme di una rosa non proprio così ampia da poter tenere certi ritmi a lungo. La squadra di Longo, l'ultima delle 4 in alto, ha affrontato avversari di non primissima fascia e da buona squadra di Serie C ha saputo ottenere il massimo, ma nelle prossime giornate avrà Sorrento, Benevento, Crotone e Messina. Saprà superare gli esami da grande? Allora, abbiamo visto, insomma, abbiamo raccontato quello che è successo e quello che succede in questa Serie C nel girone. È un bel servizio che ti dice che non c'è una lepre, ma probabilmente viene fuori una tartaruga, e noi speriamo che invece questa tartaruga incominci a mettere le ali, perché è vero, non ci sono squadre che in questo momento possono dire di essere le imbattibili di questo girone, di questo torneo, ma riguardare la classifica, vederci lì in quella parte del riquadro, il lato destro, diciamo, della classifica, hai una partita in meno, ma anche non avere segnato e non segnare è uno dei campanelli d'allarme più seri che penso debba squillare. Non si può essere felici e contenti alla luce di queste risultanze. No, e io reputo che un po' di responsabilità, voi di autoresponsabilità, dobbiate cominciare a sentirvela addosso, perché è vero, l'allenatore è quello che
l'impatto è il responsabile tecnico di questa squadra, ma lo dico a te che sei il vice capitano, sei stato nominato vice capitano anche senza saperlo, anche questo è un difetto di comunicazione grave da parte insomma, di chi invece dovrebbe responsabilizzare uno per uno i giocatori, e dovreste francamente anche voi tutelare un allenatore che ha delle idee, va fatto lavorare nelle migliori, insomma, con le migliori capacità possibili e con i tempi migliori, ma anche voi dovete metterci un po' di vostro, no? Perché Sì, quello che dicevamo prima. un pizzico di autocritica, no? Ogni tanto non sarebbe... L'ho detto 5 minuti fa, il mister ci fa costruire bene, poi però quello che dicevamo prima, quando arriviamo lì negli ultimi 30 metri ci dobbiamo mettere del nostro. Ma io sono tranquillo perché ho tanta stima e tanta fiducia nei miei compagni, perché sono sicuro che i gol arriveranno, abbiamo un parco attaccanti importanti, sia quelli che giocano e quelli che stanno in panchina, quindi io sono tranquillo. Sì, fa male vedere una classifica del genere, perché Catania deve ambire alle prime posizioni, però sono fiducioso e ho massima stima e massima fiducia nei miei compagni. Alessandro. Ma posso dirti una cosa, Antonio? Ti porgo i saluti di Carlo Breve. No? Siamo stati, il mio compagno di viaggio da qualche anno, nel commento della partita, ti voleva salutare, ti stima tantissimo, anche perché lui ti ha avuto come giocatore, no? In che esperienza con Carlo? Nelle giovanili della Juniores, la rappresentativa Juniores. Sei stato suo giocatore. Ci teneva fare, insomma, sapere che ti segue con molta attenzione. Dobbiamo accelerare. Sì, Vai. volevo così condividere due considerazioni con Antonio Mazzotta. La sensazione è che non sfruttiate bene i tanti corner che conquistate durante la partita, davvero tanti con poco profitto. In cosa si può migliorare sotto questo aspetto? In tutto. Sicuramente in allenamento dobbiamo... Oggi non è, oggi veramente sembra che lo faccia apposta, ma è vero, oggi abbiamo avuto un confronto con il mister e abbiamo parlato pure di questo, dei tanti corner che abbiamo battuto anche ieri, e dobbiamo lavorare tantissimo, magari prendere un giorno della settimana, perché le palle inattive, quando vediamo che non puoi sbloccare una partita, sono importantissime, sono fondamentali. Specialmente dalla Champions fino ad arrivare tante partite si sbloccano con le palle inattive ed ci dobbiamo lavorare tantissimo. Eravamo in serie tra i dilettanti l'anno scorso e un comparto dell'allenamento della squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato del Catania era tutto concentrato sulle palle inattive. No, c'era un allenatore ad hoc, o meglio, era il secondo del tecnico rossazzurro, e si lavorava esclusivamente sulle palle inattive, e mi pare che l'anno scorso l'altro il Catania su palle inattiva ha avuto anche degli ottimi riscontri, quindi è una circostanza che probabilmente anche questa, come giustamente sottolineato Alessandro, andava no, ma oggi veramente non lo sapevo. No, abbiamo parlato nello spogliatoio di quello, perché abbiamo battuto tantissimi calcio d'angolo e non l'abbiamo presa mai praticamente, quindi era una cosa che ci siamo detti nello spogliatoio, che dobbiamo lavorare tantissimo su questo. Abbiamo l'ultimo segmento di trasmissione. Naomi, torniamo da te, fra pochissimo c'è la pubblicità e poi abbiamo tanta roba da vedere, da sentire, addirittura, e il tempo se n'è andato. Bene, Vai. qualche messaggio che sicuramente piacerà a Catania, più rispetto a quelli di prima. Scrivono: buonasera a tutti, il problema del Catania e del risultato è proprio legato all'allenatore, perché i giocatori ci sono e il gioco si vede. Lui deve capire che deve mettere in campo 11 giocatori che giocano e non che cambia sempre. Io a Russotto me lo tenevo, mi dispiace vedere perdere il Catania, così spero che alla prossima andrà tutto bene. Buonasera a tutti da Salvo. Su Russotto sono d'accordo con Salvo. E poi Naomi, attenzione, che devi fare contento me, è che a me arrivano altri messaggi, no? A me arriva sicuramente non edulcorati come arrivano a te, ma ne arrivano centinaia di altri, è come se avessi anche io una linea dedicata. Facciamo una rubrica apposta, sì. Leggi al posto mio. Esatto. Ancora scrivono: il Catania quest'estate sembrava che avesse già vinto il campionato solo per il numero abbonati, ma in campo ci vanno i giocatori, scrive Ciccio Aci. Ancora, sicuramente diamo tempo alla squadra, mi auspico di vedere però un gioco più corale. D'accordo l'artista Chiricò, in ogni caso perché non si è guardato ad un allenatore spacca Serie C tipo Vivarini, Gabri. Ancora,
Partite gestite con il solito sistema di gioco di Tabiani al Fiorenzuola, in pratica partita solo di confusione, altro che identità di squadra. Spero che, anche se dubito, il cambio di allenatore sia in programma prestissimo. Giochiamo troppo in orizzontale, poco in verticale, non riusciamo a finalizzare perché il nostro gioco è lento e prevedibile. Vai Spalletta. Buonasera, io non capisco, ci sono giocatori che non giocano tipo De Luca e giocatori che non dovrebbero giocare perché non idonei alla Serie C tipo Sarao. Tabiani non può tenere in una partita da vincere Silvestri in panchina in difesa e Carmine in attacco. Scusate, scrivono anche. Poi, a Catania abbiamo visto 40 anni di Serie C e squadre che hanno vinto campionati giocando in maniera zemaniane non ne abbiamo mai visti. Patanè, grande tifoso del Catania, ma troppo critico con l'allenatore squadra che sta esprimendo comunque un buon calcio. Diamo tempo ai giocatori, tecnico e società, stiamo calmi. Massimino Verde. A tal proposito scrivono: se il Catania non dovesse fare il risultato domenica siamo in zona retrocessione. E poi io ho come l'impressione che ne stiamo mangiando prima di Chioveri, un classico alla catanesità. Come vedi ci sono messaggi diametralmente opposti l'uno con l'altro. Allora, questo è anche fantastico. è bello che sia così. Pubblicità, torniamo fra poco. Lezioni di tattica durante la pubblicità, sì. Intanto vediamo il migliore di ieri sera, in una partita complicata, vediamo che è venuto fuori. Con un bel 6 il migliore di ieri sera è Alessio Castellini. Scrive agli Asindi, solido in difesa, si fa notare in chiave offensiva in due tra le migliori giocate della serata. Riceve da Chiricò e da destra disegna una geometrica traiettoria arretrata che smarca il tiro la corrente Rocca, nella più nitida chance del primo tempo. Nel caotico finale, col punteggio ancora in bilico, dai 25 metri non esita a scagliare verso la porta avversaria una potente conclusione di destro che muore a centimetri dal palo. D'accordo, un reparto che non gli appartiene, che è quello, lui è un difensore centrale, messo nella mischia in una partita complicata e difficile. D'accordo con Alessandro nella misura in cui per me C'era anche Guaini poteva essere l'alternativa, che è stata una buona scelta di Tabiani, per una scelta in termini generali buona perché ha giocato davvero una buona partita, per me è stato tra i migliori in campo. Ma è anche vero che per mettere Guaini hai dovuto rinunciare a due come Silvestri e Lorenzini, che non mi sembravano entrambi particolarmente affaticati. Forse la fatica era maggiore a centrocampo, potevi giocarti questo jolly. Guaini al posto di Ladinetti e mettere Silvestri o Lorenzini dietro punto, per avere un altro palleggiatore. Hai preso Silvestri, hai preso Lorenzini. Mi sembra che potevi fare anche in questo modo. Possiamo Però, vedere le pagelle adesso? Sì. Vediamo le pagelle, così abbiamo il quadro completo, questa pagella, ci sono tanti rimandati. Già Antonio sa, l'abbiamo detto prima della pausa pubblicitaria. Meno male che non sono i voti che ho preso io a scuola, se no altro che laurea. Qua cominciamo con il portiere, pochi minuti giocati da Livieri, quindi senza voto. Passiamo subito a Betters, voto 5. In difesa 6 per Castellini e per Quaini, 5 per Curado e Mazzotta. Centrocampo 5,5 per Deli, 6 per Zammarini che prende il suo posto dopo il cambio. Ladinetti voto 5, Rocca voto 6. In attacco 6 per Chiricò, 5 per Sarao, 5,5 per Di Carmine che prende il posto dopo il cambio, 6 per Bocic, 5 per Marsura. Allenatore Tabiani voto 5. E allora? E allora? Stavolta Alessandro È stato buono? è stato buono, nel senso Con che... chi è stato buono Alessandro? No, Alessandro è stato buono Sull'ultimo voto, secondo me. Nel mantenere comunque un equilibrio in una partita che non ha messo voti inferiori al 5 perché ancora siamo alla quarta giocata e non mi pare francamente il caso. Ovviamente... Però vedi Angelo, la valutazione secondo me è annodata con la partita di Monopoli. No, ma per darti l'idea, Alessandro, Cioè, tra il 5 di Mazzotta che è presente e il 5 di Curado, Mazzotta non ha fatto l'errore clamoroso che ha fatto Curado nel momento in cui ha dato via libera per il gol, no? E allora lì se spalma... Però nell'insieme Curado prima aveva fatto una più che buona partita. Però è un errore grave, Certo. è un errore serio, è normale, dico, Non è giusto. determinante. Beh, Non è determinante perché stavamo già 1-0, quindi... d'accordo. Ed eravamo praticamente a partita già esatto. chiusa. Ma allora il 5 a Betters
sul primo gol, quello secondo me è un errore, ed è un errore molto più influente. E allora non era ho capito, però allora, Curado sei era stato molto bravo. sì. Dico, sei stato bravo a mantenere il 4,5, farlo diventare 5 e Non il abbiamo messo 5. più di 6 e Quindi, questo insomma, siamo rimasti per in un range mantenere una molto- linea di coerenza. Queste sono le pagelle. Alessandro, che facciamo adesso? Il calendario? Vediamo i prossimi 4 impegni, che sono tra l'altro con coefficiente di difficoltà alto, perché ci saranno 3 trasferte e una sola partita in casa. Si comincia a Caserta domenica contro una squadra nuova ma molto molto forte tecnicamente. Poi in casa il Latina, abbiamo visto il Latina che sta facendo la voce grossa. Poi il sabato 14 ottobre un'altra partita insomma importante a Castellammare, e poi c'è questo recupero della partita col Brindisi che dovrebbe 18. essere il 18 ottobre, dove ancora non c'è certezza, perché il Brindisi poi ieri non ha giocato sul proprio campo, ma ha giocato in campo neutro, mi pare a Picerno contro il Benevento. Questo è il calendario del campionato. Dobbiamo Sì. inserire anche la Coppa Italia. Capitale 4 ottobre, Con 20:45 Catania e Messina. Da Quindi- quella, probabilmente in questo momento il campionato è l'ultimo dei pensieri del Catania. Sarà l'ultimo dei pensieri, ma è una partita da giocare. D'accordo, lì farai turnover sicuramente, ed è giusto che tu lo faccia. Penso che la partita più delicata per il Catania, riguardando il calendario, sia quella di domenica 1 ottobre, Casertana-Catania. E ci arriviamo. Però il prossimo avversario è proprio la Casertana, allora vediamo quella mentre che è stata... lo guardiamo in grafica e ce lo racconta Alessandro, reputo che possa essere una partita determinante per Tabbiani. Voglio dire che lì comprenderemo quanto la squadra non ha la paura di poter vincere una partita e di mettere in pratica anche quell'approccio di cattiveria agonistica di cui si è parlato, e probabilmente giocare anche per se stessi, per la gente e anche per l'allenatore. Gli ultimi 2 giri di orologio, Vai, cioè quindi finito. 60 più 60. Vado da Naomi. Io la società è normale Parla che lei. è allerta, no, è normale che no, la società deve guardare la classifica. E Ma la Casertana società l'ha già Catania- guardata la classifica. parla lei. Casertana Catania secondo me È da ieri sera che guarda la classifica, forse addirittura da giovedì. Casertana Catania è un momento importante. Sentiamo la Casertana come va. Allora, la Casertana ha portato a casa 3 pareggi nelle ultime partite, partendo con la prima giocata in casa contro il Benevento 0-0, poi in esterna Latina Casertana 1-1, Potenza Casertana 1-1. Chiaramente deve recuperare 2 partite, ha iniziato diciamo più tardi delle altre per effetto del discorso ripescaggi, riammissioni, insomma è stata una delle ultime squadre a sapere insomma quale Il suo campionato destino, no? affrontare con la Serie C, ma nonostante tutte queste difficoltà, ripeto, ha un organico molto molto Ma a importante. bocce ferme, lo vogliamo dire adesso. Io non mi pare una partita impossibile per questo Catania. Impossibile assolutamente Perché no. altrimenti Però lo cominciamo è un a dire, campo sono tutte le tradizionalmente partite assolutamente difficili. ostico. D'accordo, mi ricordo tante volte scappato da Caserta col berretto per non farmi riconoscere. Detto ciò però, non è una partita impossibile per questi ragazzi, non devono scendere in campo con la paura di poter perdere, ma con E sentiamo allora la- questi la ragazzi voglia- che cosa, la voglia di vincerla. la come si partita. stanno proiettando alla partita. Non vediamo l'ora che arrivi domenica, sappiamo che è un campo ostico, sappiamo pure che davanti c'hanno degli ottimi giocatori, però noi dobbiamo dare di tutto e sicuramente daremo tutto per portare a casa una vittoria. Allora, queste sono le buone intenzioni. Abbiamo, guarda, 30 secondi. Allora in 30 secondi vado da Naomi Mi perché pare ci sono giusto. gli ultimi messaggi e devo dire anche che non li rivedremo tutti sul serpentone che gira, sullo scroll che va in sovraimpressione, perché sono davvero tantissimi e non riusciamo a rivederli tutti. Però Naomi, dai. Carrellata veloce, vado. Il Catania sta attraversando la stessa parabola del Napoli. Cambia allenatore e vai dalle stelle alle stalle. Grella, lascia stare il corso per direttore sportivo e dedicati esclusivamente al Catania. Il primo errore l'hai fatto proprio tu. Ancora, ma quanto fa arrabbiare vedere l'Avellino vincere 4-0 contro il Monopoli mentre noi ci abbiamo solamente pareggiato? Sono curioso di sapere quanti punti dobbiamo perdere prima di esonerare l'allenatore. Scrivono: se avessero tutti l'1% dell'aggressività di Rizzo non ci ne fossi pinnuddo.
Ancora, questa squadra più Luca Moro vincerebbe il campionato con 90 punti. Patanè di certo è d'accordo con me. Ancora, al di là di tutto, io credo che questa squadra abbia peccato in preparazione. Devono conoscersi e giocare di più. PS, Patanè rules, la comanda. Insomma, ti danno ragione, Patanè, che ti dobbiamo dire? Ogni tanto. Ogni tanto. L'ultimo gli messaggio ce succede. l'abbiamo? Il campanello d'allarme è partito da Paternò, ma nessuno l'ha capito. Poi Ragusa 0-4, abbiamo fatto 6 partite da Paternò in poi, 2 pareggi, 1 vittoria e 3 sconfitte. Queste sono le statistiche: 2 gol fatti e 7 subiti. Ma insomma, questo, e chiudiamo, abbiamo chiuso con questo messaggio. Grazie Alessandro Vagliasini Grazie a per voi, essere stato alla con noi. prossima. Grazie al super critico Assolutamente no. Angelo Patanè Ho questa fatto un sera. discorso ragionevole, penso, mica critico. Perché Grazie così? anche ad Antonio Mazzotta per essere Antonio, stato stasera grazie a te. con Grazie a noi. voi, In grazie bocca al a lupo voi. chiaramente per la prossima partita. Ci dobbiamo fermare. Grazie a tutti voi, buona serata. Fra poco c'è il telegiornale con le produzioni sportive. Noi torniamo Di venerdì. lunedì e poi ci torna. Beh, dico corner di lunedì, penso quest'anno non l'abbiamo mai Ormai visto. fatto. Un attimo, Sì, sì. un attimo, perché devo dire che venerdì C'è c'è la Marco, preview. certo, c'è Esattamente. Marco Carlo. Domenica c'è diretta partita, stadio. e finalmente torniamo. Lunedì c'è di nuovo corner. Bene, Andiamo visto. da Naomi per dire che cosa? Grazie per essere stata con noi stasera. Grazie a te, grazie a te, grazie a tutti Ancora voi. E chissà complimenti. che non torni Michele. Chissà, può essere. No, non Ci mettiamo, sta, ci sta. potrebbe anche essere. Buonanotte.